Com'è andato il tour? Bello, bellissimo, bellissimo. Un'opera d'arte viaggiante, una meraviglia. È sempre bello ammirare, apprezzare. Interessante. Peccato che si vede poco, si sarebbe potuto vedere un pochino in più, molta gente, ma devo dire soddisfacente, molto ben tenuta, bella e ne vale la pena. La Vespucci è arrivata a Palermo e noi vi portiamo a bordo. Un'occasione unica per raccontarvi da vicino la nave scuola più famosa del mondo, simbolo di eleganza, tradizione e orgoglio italiano. L'arrivo della nave più bella del mondo nel capoluogo siciliano ha scatenato l'entusiasmo di migliaia di persone. L'evento gratuito ma su prenotazione è andato sold out in poche ore. Le richieste erano così alte che l'organizzazione ha dovuto aggiungere un'ulteriore data, l'11 maggio, per permettere a più visitatori di salire a bordo e vivere questa esperienza unica. Preparatevi a salire sul veliero più bello del mondo. Ma prima una piccola premessa che ci teniamo a condividere con voi. Per onestà professionale vogliamo raccontarvi com'è andata davvero. Noi di Sicily Island non siamo stati accreditati come stampa e come tanti altri fotografi e creator ci siamo dovuti accontentare di un percorso di visita limitato. L'accesso avveniva dal molo trapezoidale, recintato da ogni lato. Durante l'attesa, una lunga camminata ci portava fino alla nave, ma senza mai riuscire ad ammirarla nella sua interezza. Una volta arrivati, ci si muoveva lungo un percorso preciso e sorvegliato. Le aree accessibili erano poche e da nessun punto si poteva vedere chiaramente la prua. Ogni angolo era presidiato da personale della Marina, cortesi ma inflessibili. Le interviste agli ufficiali? Non permesse. Per regolamento non possono rilasciare dichiarazioni. Ma nonostante tutte queste difficoltà per la creazione delle immagini, per la realizzazione di questo contenuto, essere a bordo è stata un'esperienza incredibile, perché questa non è una semplice nave, è la nave. La nave scuola Amerigo Vespucci ha un veliero a 3 alberi con 26 vele, lungo più di 100 metri e costruito nel 1930 nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. È considerato il più bel veliero del mondo e non a caso. Lo scafo in acciaio è dipinto in nero con 2 strisce bianche che richiamano le linee delle navi di linea dell'800. Gli interni sono in legno pregiato, lucido e curato. Le cime arrotolate con cura maniacale, gli ottoni brillano come se fossero nuovi. Ogni dettaglio è pensato per insegnare il rispetto, la disciplina e il valore della tradizione marinara italiana. Il suo motto non chi comincia ma quel che persevera, una frase che rappresenta l'anima della nave e dei suoi allievi ufficiali. Benvenuti a bordo dell'Americo Vespucci, è un piacere avervi a bordo.
allargano poi con le pale sì, viene filata la cima. Lo girate a mano o A mano, tutto a mano, sì, tutto manuale. Esattamente. Sì, sì. Va sia in senso orario che antiorario. Per mollare. Dal 1 luglio 2023 la Vespuccia è impegnata in un tour mondiale durato 20 mesi. 5 continenti, 30 paesi, 35 porti e oltre 46.000 miglia nautiche. Una missione che fonde l'addestramento degli ufficiali della Marina Militare con la promozione culturale e diplomatica del Made in Italy. Un viaggio straordinario per rafforzare le relazioni internazionali e mostrare al mondo la bellezza e l'eccellenza dell'Italia. Dopo Palermo mancano poche tappe, il suo ritorno a casa è quasi vicino. Avremmo voluto raccontarvela meglio, mostrarvi di più, ma ci siamo stati e abbiamo portato a casa queste immagini, queste emozioni e questo racconto. Perché anche se per pochi minuti, anche se solo da vicino, la Vespucci rimane indimenticabile. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per scoprire la Sicilia da angolazioni sempre nuove. Conoscevi già la storia della Vespucci? Ti piacerebbe salirci a bordo? Scrivilo nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.